A seguito della tragedia del 3 luglio scorso sul ghiacciaio della Marmolada, che è costata la vita a 11 persone, molto si è discusso dello stato di percorribilità del massiccio centrale della Regina delle Dolomiti e più specificatamente dell'area considerata a rischio, ovvero quella che ospita il ghiacciaio dal quale è avvenuto il crollo del Seracco. Da allora non sono mancati fraintendimenti e le imprecisioni su quali fossero le zone interdette agli escursionisti, poiché ad oggi è solo l'area del ghiacciaio a rimanere inaccessibile, a fronte di innumerevoli percorsi, sentieri, ferrate, funivie e strutture turistiche nei pressi del massiccio che sono sempre rimasti aperti ma che hanno subito le ripercussioni di un pericolo che non li ha mai riguardati. Martedì scorso l'ultimo episodio fuorviante, il distaccamento di una frana, per fortuna senza alcuna ripercussione, dalla vicina Cima Uomo, una vetta sì facente parte del gruppo dolomitico della Marmolada ma completamente separata dal massiccio centrale e situata invece nella zona del passo San Pellegrino. La notizia di ieri e soprattutto quella di oggi sui giornali è che c'è la nuova frana, una nuova frana nel gruppo della Marmolada. È un grosso errore geografico, nel senso che la Cima Uomo è vicina al passo di San Pellegrino, in una zona che nulla ha a che vedere col massiccio centrale della Marmolada, massiccio che ricordo essere il più grande delle Dolomiti, un massiccio che comprende tante cime. Una di queste ha avuto una frana. Nuova frana sì dunque, ma non in Marmolada. Il sindaco De Bernardin fa da portavoce anche di tutte le strutture turistiche nell'area di Malga Ciapela che in questo periodo di alta stagione hanno registrato perdite attorno al 50% dal punto di vista di affluenza turistica e di ricavi, in un comune peraltro tra i più colpiti dalla tempesta Vaia e ancora oggi alle prese con la difficile ricostruzione del paesaggio. Il messaggio dunque deve essere chiaro. La situazione della Marmolada permane quella normale, quindi funivia aperta fino al terzo troncone della Punta Rocca, quindi il Museo della Guerra, la terrazza più alta delle Dolomiti, tutto quello che offre la funivia, la Valle Ombretta, il rifugio Falier, la seggiovia del Passo Padon, il rifugio Passo Padon, la ferrata delle trincee, la ferrata eterna, insomma tutto quello che ruota attorno alla Malga Ciapela funziona ed è aperto.